Francesco Nucera, ASD Universitas Palermo, ha vinto il quarto trofeo podistico Città di Favara, gara valida come sesta prova del Grand Prix provinciale organizzata dalle ASD Favara Runner e Fradici Runner in collaborazione con il comitato provinciale FIDAL di Agrigento e Opes Sicilia. Il primo arrivato ha completato la gara, che si è sviluppata su un circuito cittadino di 1,5 km da percorrere 4 volte per un totale di 6 km, in 19 minuti e 44 secondi. Al secondo posto Michele d'Italia di Atletica Cisternino. A completare il podio Domenico Conti della SD Universitas Palermo. Prima delle donne Tania Militello, ASD Campobello Corre, al secondo posto la sua gemella Santina e al terzo la favarese Maria Puma, ASD Favara Runner. Sono stati 206 gli atleti dei 220 iscritti che hanno terminato la corsa, tra questi il più giovane Calogero Alba di appena 18 anni e l'80enne Francesco Paolo Lazzara. La gara ha voluto ricordare Agostino Fanara, giovane runner favarese deceduto durante una corsa di allenamento. A lui è stato dedicato il Memorial, trofeo destinato al primo corridore over 50 arrivato al traguardo. Per la cronaca, il Memorial Agostino Fanara è stato vinto da Giuseppe Loiacono della GS Valle dei Templi. Presenti alla premiazione i familiari di Agostino Fanara, ai quali Marzia Vinciguerra e Roberto Condrino, presidenti delle due associazioni organizzatrici dell'evento, hanno consegnato una targa ricordo. A premiare gli atleti il sindaco Antonio Palumbo, con lui l'assessore allo sport e spettacolo Angelo Airofarulla, quella ai beni culturali Carmen Lopresti e il dirigente Giacomo Sorce. Per tutti i partecipanti una splendida medaglia raffigurante la chiesa madre di Favara. A fine gara per tutti un ricco buffet e anche la possibilità di visitare gratuitamente il Castello Chiaramonte e la Biblioteca Comunale Barone Mendola, oltre che alle splendide chiese presenti a Favara. Ma seguiamo le interviste. Sì, sicuramente una bellissima mattinata, una bellissima iniziativa. Come abbiamo detto durante la conferenza stampa, essere al centro dell'attenzione a livello regionale e ci sono anche persone da fuori per questi fatti positivi, sport, è qualcosa di veramente positivo. È un'occasione speciale, particolare per ricordare il nostro Agostino Fanara. Lui per questo sport ha dato tanto, ma ha dato tanto alla città e quindi era doveroso in questa quarta edizione di questa corsa ricordare la sua figura. Che saluto dà a questi sportivi? Ma io penso che il saluto oggi l'ha dato la città, perché c'è una splendida mattinata, sole, ci sono persone che vengono dalla Germania, venire a trovare una giornata di sole così bella a metà settembre è sicuramente un benvenuto. Cercheremo di dare la massima accoglienza, come sempre sappiamo fare, e mostrare il volto migliore della nostra città. Sì, oggi tocca un evento sportivo, quest'anno ci siamo prodigati ad organizzare diverse iniziative, si può dire quasi una ogni domenica. Oggi, grazie alla collaborazione tra due associazioni podistiche, la SD Runner e la SD Fradici Runner, viviamo insieme un evento straordinario, quasi più di 200 partecipanti, vengono da tutta la provincia e non solo, è un evento davvero da riproporre ogni anno. Si parte tra un po' alle 9:30 da Piazza Cavour per poi fare un circuito di 6 km e abbiamo dato comunque la possibilità, grazie alla disponibilità dei dipendenti comunali, nella giornata di oggi di poter visitare gratuitamente sia la nostra biblioteca comunale che il castello. Un evento da ripetere nel tempo e, perché no, qualunque associazione si voglia mettere in gioco siamo pronti a metterci a disposizione.